Buongiorno, allora andiamo a preparare una cartocciata di mare in cui gli ingredienti comprendono un'orata di mare, scampi, gamberoni, gambero mazzancollo, vongole, cozze, aglio, peperoncino rosso, sale, prezzemolo e del ciliegino amalgamato con del pesto e olio. Passiamo alla preparazione. Morire senza antocori campani e tra l'allero, 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 Allora, andiamo a prendere della carta alluminio, prendiamo i vari ingredienti, di cui prima l'orata, aggiungiamo il sale direttamente nell'orata, poi mettiamo i frutti di mare, qui inseriamo dentro che portano del gusto al pesce maggiore, ora che tu arrivati all'80 anni, diamo la vita e cerchiamo di fare prendere la forma esatta con il ciliegino, prezzemolo, un po' di peperoncino, un po' d'aglio. Aggiungiamo dell'olio e del vino bianco. Chiudiamo bene in modo che il calzoccio evaporizzi tutto e cuoce bene e andiamo ad infornare e aspettiamo i tempi della cottura che sono 20 minuti. Allora la cottura sarà di 250 gradi per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti tiriamo fuori la cartocciata. Andiamo a servirla. Facciamo evaporare e da ma risponde con gran dolore un po' di prezzemolo, morire senza antocori campani e tra l'allero, 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 l'allà e tra l'allero, 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 il piatto è l'allero, pronto. Buon appetito.